Siamo questa sera naturalmente nella rubrica del Cerco Amici e questa sera abbiamo una ragazza di Marsala praticamente che è in cerca di amici. Ciao, Ciao, allora, come ti chiami? Mariangela. Ti chiami Mariangela? Quanti anni c'hai Mariangela? Ne ho 43, non so se sono un po' vecchia, ma spero. Che vecchia, ma che dici Mariangela? Nell'animo sono molto giovane. Allora Mariangela, dimmi, tu praticamente sei in cerca di Io sono di in cerca amicizia. di nuovi amici, di nuove amiche, anche molto sinceri, molto leali. E personalmente sono una persona io intelligente, mi autostimo, cioè mi sono auto. Tu credi nell'amicizia, vero? Io credo nell'amicizia e nei valori quelli veri e nell'amicizia soprattutto perché credo che sia l'amore più grande dell'amore vero. Secondo te che cos'è l'amicizia? Secondo me l'amicizia è quando una persona può in un momento magari di bisogno spiegare i propri problemi, confidarsi, dire tutto a quella persona perché crede che è amica, poi se poi quella persona Certo. è falsa. Noi parliamo naturalmente di amicizia sincera. Noi parliamo di amicizia sincera per adesso, lasciamo perdere le amicizie quelle Certo. di poco conto. Comunque io spero nell'amicizia e spero di farne tante attraverso questa trasmissione, non che non ne abbia, ma ne voglio fare di nuove, Certo. perché il nuovo è sempre qualcosa di logico. bello.
Angela, tu praticamente, se non erro, tu sei singolo, giusto? Sì, io sono single da sempre, spero che lo rimarrò perché che non credo nel matrimonio, ma Sei stata sempre single ma praticamente. sono sempre stata single, non mi rovinare perché non mi sono mai sposata, quindi cioè, nel resto penso che ormai essere single è una fortuna. Certo. Ora, Oh, prima invece ha voglia. bisognava sposarsi per essere una persona normale Certo. come tutti gli altri, ma purtroppo io... Dimmi Mariangela, tu ho incontrato l'uomo. abiti da sola? Io non è che abito da solo, ho abitato da sola, ho abitato in famiglia, giustamente un papà, una mamma, una sorella, eccetera, eccetera, parenti qua. Per cui adesso abito in una struttura privata dove sto in compagnia e faccio diverse cose, pittura, poesia, leggo Praticamente molto. il tuo hobby è anche la pittura? Sì, Sei molto. anche una poetessa? Sono anche una poetessa da sempre, perché ho recitato anche Bello. in televisione, ho fatto anche un piccolo libro Davvero? dove anche a Canale 2 hanno fatto vedere alcune immagini. Allora, Quindi se io praticamente ti dicessi di creare una poesia, sì, io tu potrei praticamente- anche farla anche all'istante. posso Addirittura? Hai questo dono, o praticamente? anche una poesia che so, per esempio, una poesia per adesso inerente all'amicizia, per esempio, che so. Esatto, dimmela. Nell'amicizia. Esatto. E nell'amicizia è qualcosa di bello, mi appare, è grande, è immenso. È in un cielo infinito, in un mare incantato, e che strano, ora una voce intensa e viva io vedo e mi ha parlato, sì ora so, qui dove sono non sono più sola, ma il più risveglio mio sarà col pianto in cuore, perché nel sogno eterno ho trovato l'amore, e nell'amicizia è il vero sogno d'amore. Incredibile. Ma vero? Incredibile. Complimenti comunque. Grazie. Cioè praticamente Con la tu mano. praticamente inventi subito Sì, all'istante. io invento, io sono una poetessa da sempre, a 17 anni mi sono messa a scrivere, quindi ne ho, insomma, sono sull'anta, diamoci la verità. Va bene. Vabbè. Mariangela, dimmi tu praticamente i tuoi hobby quali sono? Oltre Allora, i hobby sono la pittura, intanto perché questa non è che da prima ero molto, però me l'hanno insegnata e mi hanno aiutato e ora ho fatto dei bei quadri e in quella struttura ci sono molti quadri miei proprio. L'ultimo che ho fatto è un astratto molto bellissimo dove rappresento la croce, il mondo, l'amore, la positività e credo che quest'estate faremo una mostra sulla Villa Cavallotti di tutte le nostre piccole cose che facciamo di questa struttura, che non è il caso che io faccia pubblicità, Certo. comunque non importa. è praticamente la struttura dove lavori tu praticamente? Dove lavoro io sto lì, sto bene. A Marsala praticamente. A Marsala, sì, più o meno, insomma, in zone limitrofe. E quindi la pittura, quella sì, poi la scrittura è quella che è il mio proprio hobby naturale, ma si potrebbe dire che sarebbe stata la mia professione, ma non stando qua a Marsala, niente. Vabbè, anche se sono stata a contatto con delle persone di politica dove mi potevano aiutare, però a quei tempi non stavo bene di salute, ho lasciato tutto all'aria. Certo. Ho detto non importa, tanto l'importante è... Va bene, ascoltami Mariangela, voglio farti una domanda praticamente un po' curiosa. Dimmi. Com'è che tu praticamente ti sei convinta a presentarti da noi? Ma mi sono convinta perché mi avete convinto voi con questa vostra forza, questo vostro modo di ridere, di scherzare, questa vostra voglia di energia che pure ho io oggi. Certo. Che se questa energia l'avessi avuto Molto tempo addietro. molti anni fa, quando ero più piccola, che ero moltissimo timida, Sì. e allora non usciva questo guscio così. Insomma, che oggi potrei fare teatro a tutta forza, Sì. però non sono una persona molto seria, molto non so, perfetta quando... E poi da ridere quando c'è da ridere. Ma mi avete convinto, io ce l'ho fatta. Praticamente Chi vivrà vuoi vedrà. raccontare ai telespettatori com'è stato il primo approccio con Stranamore Siciliano? Allora, il primo approccio con Stranamore Siciliano è stato che ho visto 1 o 2 trasmissioni, ma ho detto, ma questi che, insomma, dove vogliono arrivare? O sono dei cretini, non l'ho capito, o sono che vogliono fare qualcosa. Io ho detto, vabbè, voglio tentare, ho scritto una lettera, così, scrivendo... L'hai indirizzata alla redazione? La redazione, non so, la redazione Sì. in Via Verdi, vi facevo pubblicità a voi. E sei stata contattata? Quindi sono stata contattata perché io stessa avevo detto contattatemi per capire che i numeri erano veri, che non era uno scherzo. Certo. Ho detto più o meno com'ero fisicamente, non è che sono bellissima, ma non mi sento bruttissima, passabile.
Comunque, che sei bionda è vero. È bionda. Che hai gli occhi azzurri Occhi azzurri, è pure vero. è vero. Che sei 1,68 è la Più verità. o meno un po' di denti mi mancano, però Vabbè, questo è qualche normale. purtroppo anche difetto uno ce la deve pure avere a 43 anni, Certo. insomma. Va bene Mariangela. Amici telespettatori, abbiamo conosciuto Mariangela, come vedete è una simpatica ragazza di 43 anni, marsalese, che è in cerca di amici, in cerca di un'amicizia E praticamente. anche di un animo gemello. E anche naturalmente di un'anima gemella, per cui naturalmente No, si inizia con l'amicizia e poi successivamente insomma se... Che fine si potrà fare? Però, cioè- però non voglio sposarmi, ve lo dico prima. cioè, ma oramai, non matrimonio. ma oramai il No, matrimonio non si usa. Non si usa. Non si usa. E nemmeno la convivenza, soltanto amicizia. Ci vediamo oggi, ci vediamo domani e poi chissà quando siamo vecchi Certo. ci mettiamo assieme perché Logico. proprio... Magari ci mangiamo la pensione insieme. Appunto. La Va pensione bene. ce la dividiamo. È quello Ok, che vuole Mariangela. Dio. Certo. È quello che vuole Dio. Allora. Vabbè, amici telespettatori, ripeto, per chiunque fosse interessato a diventare amico di Mariangela o amica di Mariangela, perché Mariangela, ripeto, è in cerca di Di amicizia. un'amicizia, anche di un'amica vero, anche una me ne basta. Esatto. Perché non ho O se no la magari potenza di entrare uscire magari in un club di amici. sì, Non ci so, sono uscire, anche mangiarsi magari uscire, qualche pizza, andare in formare un club di ristorante. amici della stessa età che siamo tutti un po' scapoli, Certo. anche sia uomini che donne, perché no, se scapoli ce ne sono tanti, lo possiamo formare a Marsala questo club. Mettiamo una quota ciascuno, magari Alberto qua e Diana ci potranno aiutare Certo. e tutto fa brodo. Vabbè, Se vuoi, ripeto, devo amici, se voi dare siete i numeri interessati... io o li darai tu poi? Sì, li darò io. Va bene. Se voi siete interessati, amici telespettatori, non dovete fare altro che telefonare ai numeri telefonici di Mariangela che state vedendo in sovraimpressione. Ragazzo, anche per una risata, è una bella chiacchierata. Che mi fanno ridere proprio Soprattutto perché Mariangela, anche come perché qualche sketch pure io, per esempio ieri sera sono stata in un teatro e allora c'era un ragazzino, è stato il ragazzino dice sì, lui era il dottore, poi Sì. c'era là l'infermiera, allora dice oh mamma mia non so niente, come devo fare? Ho studiato tanto e non so niente. Allora arriva, non si preoccupi dottore, l'aiuto io, ora c'è il primo paziente. Allora ci aspettiamo, dice intanto lei faccia finta che telefono di qua di là. Arriva il paziente, dice proprio, vada paziente, dice che cosa ha lei? Dice no, deve allacciare, dice il telefono, oddio, te lo immagini, quello che fa il telefono. Già, è scoppiata la risata, già poi del sketch. Va bene. Ok, Allora, con Mariangela, questo penso che abbiamo- concludiamo con una cosa importante, giusto? Ti voglio parlare della tua anima gemella, cioè il tuo uomo ideale, come dovrebbe essere? Allora, un uomo dai 40 ai 50, pressoché un bell'uomo passabile, anche lui, intelligente, quella La prima cosa, non deve mancare la sua intelligenza, la sua anche cultura, se ce n'è, se ce l'ha, e la sua signorilità, gentilezza e molto affettuoso e coccolone e scherzoso soprattutto. Non ce la passiamo in bocca. Non Deve essere diciamo molto altro. scherzoso, proprio come me, così umoristico al massimo. va, che Come mi età faccia- massimo abbiamo detto 50 anni massimo. Sì, Oppure l'età se- massima no, poi è troppo vecchio, guarda, che rivecchio, poi devo mettere il pannolino io. Se no in meno pausa. Sì. No, dai 40 che credo, insomma, e quei 50, 10 anni mi pare una buona età. Vabbè, abbiamo detto tutto, amici telespettatori. Io vi do un ciao e prossimamente, ok. Per la rubrica dei Cerco Amici Alberto vi saluta e vi saluta anche. Mariangela? Ciao ciao. Ciao. Oh yeah!